clima mite per gran parte dell'anno, paesaggi da togliere il fiato e una rete stradale poco trafficata. Quella della Sardegna è una realtà ideale per i turisti che amano viaggiare in bicicletta. Il cicloturismo nell'isola è un fenomeno recente, nato e cresciuto a partire dalla fine degli anni 90 e sta conquistando un successo sempre maggiore, coinvolgendo tantissime persone, dagli sportivi professionisti ai semplici amanti delle passeggiate su due ruote, sardi o in arrivo da tutto il mondo. Tra gli eventi più recenti, il Margherita Tour, organizzato dall'associazione Sardinia Biking di Amoscardia. Una vacanza in mountain bike nelle più belle località del sud-ovest dell'isola. Così si legge nella presentazione che si è svolta dal 16 al 18 ottobre. Una vacanza, appunto. Soggiorno in un hotel di Carbonia. Ogni mattina si parte per una passeggiata verso una delle mete del programma. Venerdì a Nebida, sabato a Calasetta, domenica a Portofino. Questi sono gli scenari incantevoli e unici che fanno da sfondo alle pedalate, accompagnate da una guida e da un mezzo di supporto. Eventi come questo sono adatti a tutti. I percorsi sono scorrevoli e senza particolari difficoltà tecniche e chi non è abbastanza allenato può anche noleggiare una bici elettrica. Decisamente più impegnativo il Bellevue Trail, anche questo organizzato da Sardinia Biking e anche questo su 3 giorni, dall'11 al 13 settembre. 3 le opzioni, da 100, da 200 e da 300 km. Il punto di partenza è sempre il quartier generale, la piazza al centro di Bellevue, alle pendici del Gennargentu, in provincia di Nuoro. Diversi percorsi. Quello da 100 km ha un dislivello di circa 2900 metri e da Bellevue arriva fino a Meana Sardo, passando per Arizzo, Seuli e Sadari. L'itinerario più impegnativo prevede 300 km con un dislivello di 7900 metri. Non proprio una passeggiata per tutti, ma un percorso duro e faticoso, che ha impegnato 33 sportivi fino a Muravera e Portocorallo. Siamo alla 3ª edizione e nacque su un'idea mia e del sindaco di Bellevue, Sebastiano Casula, che è anche ciclista, che voleva fare di Bellevue il punto di partenza di una traversata della Sardegna che dalla montagna giungesse al mare. Bellevue Trail, un evento che ormai si ripete dal 2017, finalizzato alla valorizzazione del nostro territorio, un percorso stupendo, un'esperienza unica, partendo dalla montagna, qual è Bellevue, il centro della Sardegna, fino ad arrivare al mare. La differenza sui 3 percorsi è data dalle difficoltà, naturalmente, è data prima di tutto il 100 km per quelle persone che in qualche modo si vogliono affacciare al mondo del trail, che consiglio a tutti, partire da un 100 km, farselo in modalità più leggera il primo anno e poi dopo via via per andare verso i percorsi più lunghi. Questa volta la lunghezza maggiore si è estesa, prima eravamo intorno ai 250 km e invece nel 2020 per questa 3ª edizione siamo arrivati a 300 km. In questo modo è stato possibile raggiungere un punto sul mare non necessariamente vicino alla montagna. Solitamente il mare della Barbagia, il mare prossimo alla Barbagia è identificato col mare dell'Ogliastra. Invece in questo modo, disponendo di più chilometri, siamo arrivati al Sarrabus, col mare della zona di Villapuzzo e Muravera. Sono circa 20.000 i cicloturisti che, secondo i numeri in mano alla Regione Sardegna, ogni anno pedalano lungo l'isola, guidati da accompagnatori esperti o con in mano un GPS per muoversi in autonomia. Un turismo sempre più esigente, che cerca qualità e servizi e approfitta delle peculiarità del territorio sardo per godere di una vacanza unica in bici. Ora noi abbiamo potuto disporre di un bel servizio di localizzazione dei partecipanti, ciascuno dei quali aveva un dispositivo. Questo era accessibile
non solo a noi con funzione di monitoraggio, controllo, sicurezza, ma sempre con una normalissima pagina web anche a chi seguiva da casa, amici, parenti, che così potevano vedere l'andamento del trail in diretta. La trasmissione era abbastanza fedele e ci ha aiutato tanto nell'attività di monitoraggio che è da compiere quotidianamente, ora per ora. È un'edizione che mi ha dato come organizzatore grande soddisfazione. Mi sono divertito io prima dei partecipanti. Questo solitamente è un buon segno, nel senso che quando provo una grande soddisfazione anche nel tracciare, nell'inventare i percorsi, immedesimandomi nelle sensazioni che proveranno i partecipanti mesi dopo, solitamente è un buon test. Bisogna provare, anch'io prima di aver provato un trail non pensavo che suscitasse così forti emozioni. Il bello è di trovare durante il percorso amici che magari si sono iscritti, però per un motivo o per un altro sono partiti un po' più tardi di te, oppure qualcuno è partito prima, però è bello ritrovarsi durante il percorso. Andare in bicicletta per me è il significato di godersi il tempo, di prendere il ritmo della pedalata, del paesaggio, delle riflessioni che ti porto in giro. Quando sei da solo o se sei in compagnia te la godi veramente. Ci sarà da lanciare la bicicletta che è un po' carica al di là di qualche fossato, ma va bene, ci sta tutto. Quando fai un trail devi spingere molto. Perché la bicicletta è carica, perché comunque devi risparmiare le energie su dei percorsi che sono lunghi, con tappe che possono essere di 80-100 km. In questo momento c'è qualcuno che sta rientrando qui a Belvido, può aver fatto i 300 km in continuità senza fermarsi, per esempio. Ognuno la interpreta a modo suo. Ogni volta, pur essendo del territorio, che si entra qui all'interno della Barbagia, emoziona me che vivo tutto l'anno, figuriamoci chi arriva dalle località di mare. Abbiamo la fortuna di vivere in uno dei paradisi, forse non l'unico al mondo, ma uno dei più belli sicuramente. E godertelo giorno per giorno, con i percorsi di mountain bike, posti dove non ci si arriva se non in questo modo, è unico, e quindi non puoi venire in Sardegna o essere sardo e non conoscere certi posti. Siamo di quelli che non hanno il sacco al pelo nella bicicletta e dormono dove capita. Ci siamo organizzati per dormire in strutture, quindi la stiamo facendo, diciamo, un po' più soft di come si dovrebbe fare. Però l'idea appunto è quella di goderci il paesaggio e non di fare il tempo, ecco. E poi il valore aggiunto di conoscere delle persone con le quali entri prima in sintonia, poi in amicizia, scambiarti qualche parere, avere anche dei momenti per conto tuo, momenti lunghi di riflessione, sei tu e il mondo, la natura. E questo è un aspetto importante per chi crede che il mondo non sia solo nostro, insomma è di tutti. Il Bellevue Trail, come tanti altri eventi dedicati al cicloturismo, non è solo una gara sportiva, ma un viaggio attraverso la Sardegna più selvaggia, lungo vecchi sentieri dei pastori e strade poco battute dal turismo, attraverso boschi, foreste, tacchi e montagne.